Sì, per rispondere alle domande sullo statuto dell'arte, sull'attuale della discarica in zona Firmano sulle azioni intraprese, vi informo che quanto discusso durante la conferenza dei servizi dell'11 febbraio 2020, relativamente alla proposta di bonifica della discarica presentata su iniziativa della società Prefir in qualità di soggetto non responsabile. Il progetto, come riportato nel verbale della conferenza, prevede escavo e conferimento in nuova discarica o stoccaggio in sito propedeutico al risanamento della falda e dalla ricollocazione del corpo rifiuti a seguito della impermeabilizzazione ed infrastrutturazione del nuovo invaso di discarica. Gli impatti dello scenario sono relativi a traffico, impatti ad origini e impatti acustici. Durante l'intervento dell'ARPA si è ritenuto che il progetto presentato, sia per quanto riguarda i tecnici ovviamente, sia meritevole ed esprime necessità della bonifica della falda con il capping. Il camping, per la cronaca, è lo stato Colleghi, silenzio. il capping, dicevo che per la cronaca è lo stato superficiale che va a coprire i rifiuti delle discariche ed è esteso all'intera area. Quindi la conferenza si è conclusa con la presa d'atto degli organi tecnici e della Regione di ritenere preferenziale e urgente l'intervento di bonifica con il capping superficiale, indicando come risolutiva quest'ultima soluzione. Grazie. Grazie, prego, consigliere Dalzovo. Sì, sì, anche questa interrogazione è molto datata, ma comunque sempre attuale, perché anche qui è ovvio che, voglio dire, c'è sempre questa necessità da parte dei cittadini di conoscere quello che avviene, di di come si cercano di risolvere i problemi che i cittadini hanno sul proprio territorio. Prendiamo insomma in qualche maniera atto di quanto ci ha detto l'assessore. Ci chiediamo solo, ci rimane un po' un punto di domanda, siccome sapevamo che era stato avviata questa commissione provinciale ancora nel 97 che si chiamava, era il progetto Firmano Pulita, dove è un po' finito questo progetto, perché appunto aveva come missione quella c'era anche un finanziamento regionale di allora 2 miliardi di lire, e quindi insomma anche qui dove sono finiti e come intendiamo mettere poi in sicurezza questo, ma non è solo questo, ovviamente purtroppo la nostra regione di siti così ne ha più d'uno. Ci auguriamo che piano piano, un pezzettino alla volta, si riesca a porre fine e a ristabilire, voglio dire, l'ambiente, diciamo così, in maniera puntuale. Grazie. Grazie.